L'appello del sindaco di Cona dopo l'arrivo in Veneto di 100 profughi da Catania trova sfondo nel governatore Zaia. Ha ragione, la base va chiusa dice, ma questo governo ha già fatto passi importanti. Ballottaggio a San Donà, colpo di scena in vista del 24 giugno, centrodestra spaccato, nessun apparentamento, Lega Forza Italia. Escono di strada con l'auto e la vettura prende fuoco, pauroso incidente a Cavallino Tre Porti, 2 giovani occupanti se la cavano per miracolo con ferite lievi. Non si fermano all'alto e tentano di investire i carabinieri che ingaggiano un inseguimento da film manuale, protagonista della fuga 2 uomini su una Porsche, avevano droga nell'auto. I carabinieri di Cittadella smantellano una banda di predoni albanesi specializzata nei furti in appartamento. Nelle ultime settimane avevano colpito 6 volte nelle province di Venezia, Vicenza, Forlì e Rimini. Lutto nella tifoseria del Venezia proprio nel giorno della presentazione del nuovo mister Vecchi, il 27enne Mattia Varagnolo ucciso da un male incurabile. Raro esemplare di tartaruga trovato spiaggiato e morto nell'area di Caorle, il video realizzato da una nostra telespettatrice. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In primo piano torniamo ad occuparci della questione migranti dopo la polemica sul caso Aquarius. Oggi il Presidente della Regione Zaia interviene sull'accoglienza e su come l'ex base di Conetta debba essere definitivamente chiusa. I 100 migranti arrivano perché comunque per 6 anni si è dato ospitalità a tutti senza se e senza ma. Nessuna giustificazione, bensì il mero commento del Presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito al centinaio di profughi che da Catania sono stati destinati nelle scorse ore nella nostra regione, dei quali 50 distribuiti a Conetta, nonostante le ire del primo cittadino Alberto Panfilio. Sono andati al governo, aspettiamo le loro azioni. Io sono assolutamente tranquillo da questo punto di vista che Cona verrà eliminata. Sfogo più che lecito, si affretta a precisare il governatore. E comunque ha ragione il sindaco a esternare la sua preoccupazione perché la direzione è quella di svuotarle le basi e non riempirle. Del resto, dopo la decisione del ministro degli interni Matteo Salvini di chiudere i porti, oggi il presidente francese Macron, incontrando il premier italiano Giuseppe Conte a Parigi, ha detto che sul fronte dei migranti l'Unione Europea è mancata in efficacia e solidarietà, non facendo insomma la sua parte al pari dell'Italia. Mi sembra che già il primo segnale della nave Aquarius, di un dibattito che è partito a livello europeo su questo tema, penso al ministro degli interni tedesco che dà ragione al governo italiano, parlo del ministro Seehofer, parlo di Juncker che questa mattina ha dichiarato che l'Europa deve occuparsi di questa partita, molto altro ancora, vada in questa direzione. Questo governo si è appena insediato, lasciamolo lavorare, conclude Zaia. Guardi, siamo davanti a un governo che è in carica da 10 giorni, una decina di giorni, e manterrà, io spero, fino in fondo tutte le promesse. Andiamo a San Donà di Piave con la politica perché il centrodestra litiga e come conseguenza al ballottaggio nella sfida Pilla. Cereser, la candidata del Carroccio, ad oggi non potrà contare sull'apparentamento con Forza Italia. Nessun apparentamento tra Lega e Forza Italia a San Donà di Piave per il ballottaggio previsto per domenica prossima Ventura, 24 giugno. Oggi i vertici regionali degli Azzurri e del Carroccio si sarebbero dovuti incontrare per una colazione di lavoro, già posticipata da ieri, ma a poche ore dall'incontro la sorpresa avvenuta con un comunicato stampa recapitata, pare, ai soli giornali. La Lega con la candidata Francesca Pilla hanno fatto sapere al forzista Oliviero Leo che erano disposti a dargli un assessorato, ma nessun apparentamento. Motivo non si sa, non pervenuto, dice sconcertato l'ex candidato alla poltrona di primo cittadino azzurro. Se qualcuno pensa di annientarci o di annientare una componente politica si sbaglia. Noi ci opporremo con tutte le forze. Saremo in Consiglio Comunale con 2 gruppi consigliari, quello di Francesca Zaccariotto e quello di Oliviero Leo, contornato da Forza Italia. Lui comunque dà ancora la sua disponibilità sempre che il Carroccio sia pronto a fare un passo indietro. Se il centrodestra correrà unito al ballottaggio si potrà contare, dice, su un buon 13% della coalizione contro quella di centrosinistra e di Andrea Cereser.
Se non lo vogliono vuol dire che purtroppo la città verrà amministrata ancora dal centro-sinistra, eccetera, eccetera. La nostra disponibilità è chiara, non abbiamo necessità o bisogno di poltrone, non abbiamo la necessità di avere un assessorato piuttosto che di un incarico nel sottogoverno, ma solo l'idea di riaggregare e di avere il centrodestra unito. Questa è la nostra determinazione, lo porteremo avanti. La cronaca, inseguimento tra Porsche e carabinieri annuale, al termine del quale è stato arrestato il conducente della vettura, un 47enne, e denunciato il passeggero di 43 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'episodio si è verificato quando una pattuglia dei militari dell'Arma, durante un posto di controllo, ha intimato l'alta ad una Porsche Carrera che al posto di fermarsi ha continuato la propria corsa. Il conducente si è dato alla fuga e a tutta velocità ha sfiorato un sottufficiale che, per evitare di essere investito, è stato costretto a fare un balzo di lato. A quel punto è scattato l'inseguimento in direzione di Padova. I due militari della pattuglia sono riusciti a fermarlo dopo qualche chilometro. Al termine della perquisizione all'auto e alle rispettive abitazioni del conducente e del passeggero sono state sequestrate nel domicilio di quest'ultimo 9 dosi di cocaina. Il conducente invece è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato posto ai domiciliari. Processato per direttissima, è stato condannato dal giudice a 8 mesi, pena sospesa e obbligo di firma. Adesso invece il terribile incidente è accaduto la scorsa notte a Cavallino Treporti. Paura questa notte a Cavallino Treporti, dove una guardia giurata si è svegliata trovando a pochi passi dal giardino di casa in via Fausta quest'auto in fiamme, come raccontano le immagini di Venezia Today. È accaduto intorno alle 2 della notte scorsa, quando i due occupanti dell'auto, dopo essere andati dritti rispetto alla rotatoria di via Pisani, sono piombati con la macchina praticamente dentro casa del Ranger, con il mezzo che ha preso subito fuoco. Immediatamente sul posto i vigili del fuoco di Jesolo, intervenuti per domare il rogo per oltre un'ora. Feriti in modo lieve i due giovani occupanti dell'auto, con la proprietaria di casa che è riuscita a mettere in salvo anche la gattina, rimasta inizialmente intrappolata tra le fiamme. Assoldavano in Albania la manovalanza per eseguire furti in appartamenti e loro facevano da basisti. I carabinieri di Cittadella, in provincia di Padova, hanno arrestato 4 stranieri, 3 uomini e una donna. Un quinto invece è ancora ricercato. Avevano dato ospitalità al piccolo esercito di ladruncoli in manovalanza fresca arrivata dall'Albania, individuati e arrestati un anno fa dai carabinieri, ma ciò nonostante avevano continuato a compiere e organizzare furti. Sono 4 persone, 3 uomini e una donna, gli albanesi arrestati dai militari della compagnia di Cittadella. La mente e i basisti locali della banda, secondo quanto stabilito dalle indagini. Era questo gruppo di persone a individuare i colpi, a muovere la banda sul territorio, a spartire poi anche il bottino ricavato da furti con scasso in appartamenti, condomini e villette, pagando in contanti o trasferendo il denaro all'estero. Un arresto a Carmignano di Brenta, 1 a Tezze, la donna bloccata in Emilia-Romagna, dove stavano per aprire la stagione estiva sulle spiagge. 6 i colpi accertati. Una banda pericolosa. Una banda pericolosa come le altre 2 che siamo riusciti a debellare alla fine dello scorso anno con l'arresto di numerosi autori di furti. Recuperati durante le perquisizioni arnesi per lo scasso, oro, telefoni cellulari, orologi. Non solo furti, parte del denaro racimolato veniva riciclato. Con questi arresti appunto si va a tagliare quella che è una delle catene principali dei finanziamenti per le attività illecite dei soggetti. La principale destinazione è il traffico di droga acquistata in Lombardia e poi rivenduta sulle piazze venete. Da ieri sera non dà notizie di sé, per questo motivo è scattato il protocollo ricerca persone scomparse su coordinamento della Prefettura di Venezia. Sono ore di apprensione a Quarto d'Altino per le sorti di un anziano di 85 anni che si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza lasciare traccia. Pochi gli elementi al momento in mano alle forze dell'ordine dopo la denuncia presentata dai familiari giovedì. Le ricerche in queste ore stanno coinvolgendo anche il fiume Sile. Sul posto l'unità di comando mobile dei Vigili del Fuoco e i sommozzatori, sempre dei Vigili del Fuoco.
E adesso i due lutti che hanno colpito a Venezia il mondo dello sport. Il calcio piange la scomparsa di Mattia Varagnolo, ultra di 27 anni di Chioggia. Tragedia che si sussegue di poche ore a un'altra, ma stavolta nel mondo del remo, dove ieri è improvvisamente venuto a mancare Stefano Barbato, il gondoliere di 50 anni, morto all'improvviso all'ospedale civile di Venezia, dove era ricoverato da giorni, semplicemente per delle terapie di riabilitazione, come postumi per i traumi subiti in seguito a un incidente nautico avuto 20 giorni fa. Mattia, invece, il tifoso arancio-nero-verde, stava combattendo da tempo la sua battaglia personale contro il male che non gli ha lasciato scampo. Oggi la notizia della sua dipartita. Con il cuore pieno di tristezza e dolore annunciamo che il nostro amico e fratello non ce l'ha fatta, scrivono su Facebook i tifosi dell'FBC Union Clodia Sottomarina. Centinaia di commenti che in queste ore stanno tributando un ultimo saluto al tifoso, che per il calcio aveva una vera predilezione, ma che amava anche lo sport e la musica in generale. Mattia se n'è andato dopo aver combattuto come un leone, come lui anche il cinquantenne Stefano, le cui condizioni di salute a fine maggio erano in netto miglioramento, poi ieri invece il suo ultimo soffio di vita. Per entrambi ancora da decidere la data delle esequie per l'ultimo saluto. Incendio la scorsa notte in una giostra di cavalli a Jesolo. L'incidente è avvenuto intorno alle 2:40 in via Baffile, nelle vicinanze di piazza Carducci. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, vigili del fuoco che sono arrivati da San Donà per mettere in sicurezza la zona e domare le fiamme. Inevitabile però la completa distruzione della giostra girevole. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine le cause esatte del rogo, anche se sembra prendere sempre più piede l'ipotesi che si sia trattato di cause accidentali. E adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Eccoci in diretta, tante le penne nere veneziane che tra oggi, domani e domenica raggiungeranno Vittorio Veneto per il raduno triveneto degli alpini. Allora ci colleghiamo subito in diretta con Vittorio Veneto, dove si trova Lucio Zanato. Buonasera a te Lucio, buonasera al tuo ospite. Allora, come sta andando questa festa alpina che inizia ufficialmente oggi? A te la linea. Grazie, un saluto ai telespettatori del Giorni di Venezia di Antenna 3. Intanto un saluto agli alpini quota zero, perché gli alpini veneziani sono gli alpini famosi quota zero. Sono con il presidente qui di Vittorio Veneto, Francesco Introvigne. Prima giornata, hai detto giustamente, tante le scoperture e il passaggio attraverso i monumenti di tutta la vallata, dove c'è stato un ricordo di passaggio appunto per questa donata triveneta, ma adesso alle 19:45 c'è un momento molto importante qua. Sì, buonasera a tutti i telespettatori, ma ne approfitto per salutare il collega Franco Munarini, che è presidente della sezione di Venezia, e siamo qua per l'appuntamento di questa, che conclude questa prima sera come momento ufficiale, ovvero tra breve arriverà qui la fiaccola della memoria, che è partita dai 5 punti cardinali della sezione. Accenderemo qui la fiamma del ricordo, che è qui sulla mia destra, sopra dove vedete sono contenute le terre dei luoghi delle grandi battaglie sui nostri monti qua intorno della prima guerra mondiale, e accenderemo appunto la fiamma della pace, la fiamma. Poi vicino al monumento, anzi attaccato al monumento di Franco Murer, qui cosa ci sarà? A fianco al monumento abbiamo posato, e scopriremo proprio a breve, la pietra della memoria, è l'ultima delle 19 che abbiamo oggigiorno scoperto lungo il percorso presso i monumenti di 19 gruppi che compongono la sezione. E questa sera che cosa avete preparato? Poi la grande serata, la notte verde. Prima di tutto in piazza Minucci a Serravalle abbiamo un grande musical composto da una compagnia teatrale diretta da Fainello di Vittorio Veneto, quella teatrale appunto del teatro della nostra città. E poi le bande? E poi i 3 cori, e poi bande e fanfare, sentiamo alle nostre spalle già qualche suono. Insomma, una grande serata.
serata. Poi domani altre iniziative ancora, e poi domenica lo sfilamento con l'alzabandiera alle 8:30. Abbiamo già finito il tempo, grazie, restituisco la linea allo studio per il collegamento di Treviso 19:45 perché daremo l'accensione della fiaccola in diretta. Grazie, buonasera. Lucio Zanato, e sarà un raduno triveneto baciato dal sole che sarà protagonista di questo fine settimana in tutta la regione. Sentiamo. Sarà prevalentemente soleggiato con temperature in graduale aumento, addirittura domenica raggiungeremo i 31 gradi sul Rodigino, però il clima non sarà assolutamente afoso e molto gradevole. Weekend veneto con il sole ma senza soffrire l'afa. Si aprono a 2 giorni nella quale il caldo sarà sopportabile, e questo per un motivo. La nostra regione è finalmente, dopo decenni e decenni di assenza, stata raggiunta dall'anticiclone delle Azzorre, che rispetto all'anticiclone africano è sì caldo però non afoso, ossia le masse d'aria che trasporta quest'alta pressione provengono dall'oceano, quindi decisamente più miti. Addio allora ai temporali improvvisi che hanno caratterizzato queste settimane? Per i prossimi giorni non sono attese importanti precipitazioni sui nostri rilievi, nemmeno in pianura, almeno fino al successivo weekend, quello del 23-24. Dopodiché l'Atlantico, le perturbazioni atlantiche potrebbero ritornare sull'Italia e anche sul Veneto. Raro esemplare di tartaruga caretta spiaggiata e trovata morta stamane lungo il litorale di Caorle. Raro esemplare di tartaruga della specie caretta tra i 15 e i 20 kg di peso è stata trovata morta questa mattina sulla spiaggia libera in località Donaverde a Caorle e coperta dai bagnini dello stabilimento vicino con questo telo nero dopo aver transennato l'aria attorno alla testuggine. In questo video, speditoci da Isabella Portello, una nostra telespettatrice in vacanza lungo la località balneare, l'immagine tristissima che si è presentata ai tanti bagnanti del litorale veneziano che, vedendo l'animale privo di vita, hanno allertato i volontari del WWF con il servizio veterinario della ALS di competenza. L'esemplare è stato trovato da una bagnante sulla spiaggia a pochi metri dalla riva questa mattina intorno alle 9, forse rigettato dallo stesso mare, ma al momento non si sa cosa sia accaduto di preciso. È davvero tutto per questa edizione dei nostri telegiornali, previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo prevalente sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di venerdì 16 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori della nostra regione. Possibili soltanto locali addensamenti sulle aree montuose, ma senza altre conseguenze. Temperature minime tra 14 e 18 gradi. Massime comprese invece tra 25 e 29 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione sarà infatti una bella giornata di sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibili isolati addensamenti, ma del tutto innocui. Temperature minime tra 15 e 18 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 27 e 29 gradi circa. Diamo infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà in prevalenza soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Non si escludono tuttavia locali addensamenti sui settori di confine, ma che non dovrebbero dar luogo a temporali. Temperature minime tra 12 e 14 gradi. Le temperature massime invece saranno comprese tra 27 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.